Preside Sermenghi, ancora una iniziativa per celebrare i 150 anni della nascita del Liceo Classico di Agrigento. La pubblicazione del libro Il futuro ha un cuore antico è un po' la sintesi di tutto il percorso che abbiamo intrapreso sin dallo scorso anno per ricordare le tappe fondamentali della nascita del nostro liceo, cercando al tempo stesso di portare avanti un percorso di conoscenza e di rivisitazione della storia e della memoria che potesse essere funzionale ad un recupero e ad una valorizzazione della nostra identità. Indubbiamente interrogarsi sulle proprie radici ha comportato per noi un impegno non indifferente non solo nei termini di una ricerca storiografica che potesse legare la storia del liceo alla storia di questa città, ma anche all'evoluzione del sistema scolastico italiano, ma ha consentito al tempo stesso di raccogliere testimonianze, storie, vissuti, narrazioni che attraverso le esperienze di chi il liceo l'ha vissuto, l'ha frequentato, hanno potuto consegnare a tutti noi il senso anche di una funzione importantissima che il liceo ha di fatto svolto in tanti anni di storia. Maurizio Masone, presidente del Centro Culturale Pasolini di Agrigento, centro che ancora una volta coglie l'opportunità per avvicinarsi all'editoria e avvallare una iniziativa che punta a ricordare 150 anni del Liceo Classico. Ricordare 150 anni del Liceo Classico significa ripercorrere i 150 anni della nostra città. È un qualcosa che stranamente lo accompagna in maniera proprio particolare, sia in quanto è stata la prima scuola superiore, quindi la prima scuola che ha caratterizzato la città dall'Unità d'Italia in poi, e anche l'ha caratterizzata dal punto di vista proprio della sua localizzazione. Ha percorso questa idealmente la strada dal seminario fino ad arrivare alle mura della città di Agrigento, e poi è uno dei poli culturali più importanti della nostra realtà. Io credo che questa pubblicazione, il contributo che abbiamo potuto dare noi in questa occasione, sta a dimostrare come investire in cultura ancora è fondamentale per una società come la nostra.